Omicidio e suicidio di Asiago, sgomento a Mirano dove la famiglia Marzaro viveva fino a pochi mesi fa. Una vicina racconta, si vedeva che c'erano dei problemi. A 2 mesi dalla brutale aggressione in Campo Santi Apostoli a Venezia, la polizia locale è risalita ai responsabili. Si tratta di 3 minorenni tra i 15 e i 16 anni. Contributo d'accesso a Venezia, la delibera accolta con entusiasmo dalle categorie economiche e gli albergatori, richiesta giusta nei confronti di chi contribuisce poco o niente alla vita della città. Il dramma di Manuel Bortuzzo, il nuotatore 19enne ferito dal colpo di pistola a Roma, la diagnosi dei medici non lascia speranze sull'uso delle gambe mentre continuano le indagini. Quota 100 causerà molti problemi ai comuni, l'allarme arriva dalla presidente di ANCI Veneto Maria Rosa Pavanello che lancia un appello. Continua la campagna acquisti in Veneto di Giorgia Meloni che convince il vicepresidente del Consiglio regionale Giorgetti a passare a Fratelli d'Italia, azzerando il gruppo di Forza Italia. Stupore e curiosità tra i viaggiatori in transito al Marco Polo di Venezia, scenografia naturale della celebrazione del Capodanno cinese. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei TG di Antenna 3. In primo piano ancora l'omicidio-suicidio di Asiago, sgomento a Mirano dove la famiglia Marzaro viveva fino a pochi mesi fa. Sembra che i 3 fossero morti da diverse ore, ma sentiamo i dettagli nel servizio. Erano persone molto chiuse, molto riservate, stavano molto solo loro, ecco, queste persone che stanno sempre in solitudine, che poi magari può succedere che si sfocia in queste cose qua, perché c'erano un po' di problemi probabilmente. Chiaramente rimani sbigottito e perché sono cose non da poco, però in qualche modo pensando a quello che era il contesto familiare, questo isolamento, questo qui, sono le classiche situazioni che poi possano sfociare in queste cose qui. A parlare sono i vicini di casa miranesi della famiglia Marzaro all'indomani della tragedia avvenuta ad Asiago, dove la figlia 43enne della coppia avrebbe avvelenato i genitori con una dose massiccia di psicofarmaci per poi togliersi la vita. Da maggio dello scorso anno la famiglia non viveva più in questa casa che vedete alle mie spalle qui in Via Dante. Avevano deciso di vendere e di trasferirsi definitivamente ad Asiago. Sono in molti a Mirano a descrivere i 3 come un nucleo indissolubile. Italo, Ubaldina e Silvia, sempre insieme, quasi isolati dal resto del mondo, come racconta la vicina che da 30 anni vive al piano inferiore. La figlia io l'ho vista crescere perché siamo venuti qua che aveva 12 anni, qualcosa del genere, sicché l'ho sempre vista in casa. Una famiglia riservata, sì, isolata, ma che aveva avuto qualche problemino di rapporti col vicinato. Quando siamo stati in affitto, perché noi siamo stati prima 4 anni in affitto, eravamo tanto bravi, tanto buoni, facevamo tutto in ordine, tutto a posto, gli piaceva insomma la nostra convivenza. Una volta comprata la casa invece hanno cominciato a trovare tutti i cavilli di questo mondo e abbiamo avuto diverse questioni. Anche con gli avvocati abbiamo fatto delle denunce, loro hanno fatto le sue, insomma ci sono stati diversi e quindi ultimamente non avevamo più rapporti. Negli anni, continua, ci sono stati più episodi che facevano emergere un disagio. Insomma che c'erano dei problemi, secondo me c'erano, ecco, problemi psicologici sicuramente. Era stata anche addirittura, ai primi tempi avevamo avuto questi problemi qua all'ospedale, insomma all'USL, per segnalare perché ci avevano fatto delle minacce, delle cose un po' brutte. Poi dopo è andato tutto a finire col discorso degli avvocati. Avevo parlato anche con il fratello quando aveva la macelleria, avevo un po' detto che c'erano dei problemi, diciamo. Però poi non posso mica intervenire io sulle cose. Ora si attende l'esito dell'autopsia per chiarire la dinamica esatta dell'accaduto, poi sarà decisa la data dei funerali che si svolgeranno con tutta probabilità a Mirano. A 2 mesi dalla brutale aggressione in Campo Santi Apostoli, la polizia locale è riuscita a risalire ai responsabili. Si tratta di 3 minorenni.
Era stato preso a calci e pugni lo scorso 2 dicembre in campo Santi Apostoli a Venezia. A distanza di 2 mesi, grazie alle immagini di videosorveglianza, la polizia municipale ha denunciato i 3 autori del brutale pestaggio. Tutti ragazzini tra i 15 e i 16 anni, provenienti dal centro storico e dalla terraferma. Dove è avvenuto il pestaggio è una zona dove ci sono 2 telecamere di videosorveglianza che ci ha consentito di arrivare all'identificazione dei visi e quindi giungere alle persone. Sono state denunciate alla procura per i minorenni, essendo tutte e 3 minorenni, e il giudice penale minorile provvederà a fare quanto di propria competenza. E la giustizia minorile ha percorsi ovviamente diversificati e diversi. Una baby gang come quelle che nell'ultimo periodo hanno compiuto aggressioni tra le calli e su cui sta indagando la squadra mobile insieme al commissariato San Marco. Giovani molto freddi e distaccati, a quanto pare. Loro come hanno reagito una volta scoperti? Molto freddamente. Erano le 20:40 quel 2 dicembre quando la polizia locale, che stava svolgendo un servizio di pattugliamento in Strada Nuova, è stata allertata per l'aggressione. Al loro arrivo gli agenti hanno soccorso la vittima, ma gli autori se n'erano già andati. L'uomo, un 40enne brasiliano, fu accompagnato al pronto soccorso per un trauma cranio-facciale e una frattura al naso. Le indagini però non si fermano qui. Non è chiaro infatti se il gruppetto sia coinvolto anche in altri episodi. Contributo d'accesso a Venezia, la delibera della Giunta Brugnaro, presentata ieri a Ca' Farsetti, è stata accolta con entusiasmo dalle categorie economiche. Piace alle categorie economiche il contributo d'accesso a Venezia. Il giudizio è positivo su tutti i fronti perché il futuro della città storica e delle isole minori vale nella misura in cui si capirà che Venezia è una città sì fragile ma soprattutto viva. È ora che finalmente i turisti che dormono a centinaia di chilometri dalla città vengono qui dalla mattina alla sera e contribuiscono pochissimo perché hanno una spesa molto limitata, contribuiscono pochissimo al mantenimento della città, lasciano qualcosa per l'asporto dei rifiuti, per la pulizia, per la manutenzione della città. Per il primo anno in via sperimentale, per evitare l'eventualità dei ricorsi, stante la possibilità di emendare la delibera elaborata dalla Giunta, il contributo sarà di 3 euro per tutti. Dal 1 gennaio 2019 questo salirà a 6 euro per la gran parte dell'anno, aumentabile a 8 e 10 euro nelle giornate in cui l'affollamento previsto sarà intenso e critico. Ci sono delle giornate in cui Venezia è assolutamente strapiena, sono pochissime, sono 6, 7, 10 giornate all'anno, ma in quelle giornate è evidente che bisogna anche non soltanto chiedere un contributo a chi viene dalla mattina alla sera, ma anche segnalargli che la città è strapiena evidentemente, quindi a questo punto diventa anche un piccolo disincentivo al venire. Fra le richieste già presentate a Ca' Farsetti, quella di Confcommercio, che per bocca del presidente dei commercianti dell'Unione Metropolitana di Venezia, Massimo Zanon, chiede che le esenzioni vengano estese anche ai pullman Gran Turismo che già pagano la tassa d'ingresso in città, da estendere anche ai visitatori che soggiornano nelle strutture ricettive del litorale. Il sindaco di Venezia ha ribadito a più riprese quale sia l'obiettivo dichiarato del contributo d'accesso istituito per mantenere viva la città e al contempo garantirle un turismo di qualità. Dobbiamo raccontare che non si può arrivare con l'infradito, non si può pensare che sia Disneyland, non si può pensare, perché ci sono persone che ci abitano, ci sono i bambini che vanno all'asilo, le persone che devono curarsi, c'è una città viva e vogliamo che resti così e vogliamo incentivare proprio la residenzialità. Un passo, un tassello della politica di rilancio della città che incontra l'apprezzamento dell'Associazione Veneziana Albergatori, suo l'auspicio che l'amministrazione sia capace di veicolare nella maniera corretta il significato del contributo d'accesso in modo che non ci siano fraintendimenti. Il messaggio forte e chiaro è rivolto al turismo mordi e fuggi. Il turista che viene dalla mattina alla sera a Venezia ha una spesa che è bassissima, faccio un paradosso, costa di più mantenerlo, offrirgli la città, fargli trovare una città pulita, più che quello che lui spende e porta alla città di Venezia. Ed ora i retroscena politici della tassa di sbarco. Secondo indiscrezioni, appunto, questa nuova tassa per Venezia è stata una creazione del numero 2 della Lega, Giancarlo Giorgetti, ma per il ministro leghista Centinaio si è trattato di un grave errore. Un provvedimento inutile e dannoso che ci trasforma in un paese turista repellente.
Così il ministro all'agricoltura Gianmarco Centinaio bolla la tassa di sbarco per Venezia, approvata durante l'ultima seduta della Giunta Brugnaro. Mi ricorda tanto un vecchio film, attacca l'esponente della Lega, postando sui social una celebre scena di Non ci resta che piangere. Ehi! Chi siete? Siamo due che... Cosa fate? Cosa portate? Niente, roba... Sì, ma quanti siete? Due, siamo io e lui, dietro non c'è... Un fiorino. Si paga. Un fiorino. A difesa del sindaco veneziano, ma soprattutto all'attacco dell'esecutivo, si schiera la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Maria Stella Gelmini. Qualcuno faccia sapere al ministro in vita che la norma quadro sulla tassa di sbarco era contenuta nella finanziaria. È una lega di lotta e di governo, ironizza la deputata azzurra. Intanto dall'interno di Ca' Farsetti alza la voce la consigliera pentastellata Elena La Rocca. Non siamo contrari al contributo in sé, puntualizza, anche perché siamo stati noi a proporlo per primi. Ma Brugnaro ha mancato di rispetto al Consiglio Comunale. Ricordiamo tutti insieme al Sindaco che i regolamenti sono una competenza del Consiglio Comunale e che non può passare sopra le persone così, in questo modo come ha fatto. Si tratta di scorrettezza istituzionale. Preoccupazione dei pentastellati anche sulla destinazione delle risorse che saranno raccolte con la tassa. Per noi è fondamentale destinare gli introiti della tassa di sbarco al sostegno della residenzialità, al sostegno dell'artigianato e per la gestione dei flussi. Duro invece il giudizio di Federconsumatori su quella che viene definita un'assurda tassa d'ingresso per i turisti. Visitare liberamente la città è un diritto, sostengono dall'associazione, no ai provvedimenti per fare cassa sui grandi numeri. Ed ora il dramma del 19enne Manuel Bortuzzo, asso del nuoto ferito da un colpo di pistola a Roma. La terribile diagnosi dei medici non lascia speranze sulla possibilità che il ragazzo possa tornare a camminare. Alle 12:40 le parole che schiacciano come un masso enorme le speranze di tutti. Il professor Alberto Dell'Itala, direttore del Dipartimento di Neuroscienza del San Camillo di Roma, dà l'aggiornamento, il peggiore possibile. C'è una lesione midollare completa. Questo purtroppo vuol dire che al momento consideriamo che non possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe. Manuel Matteo Bortuzzo, 19 anni, stella in ascesa del nuoto, non camminerà più. La possibilità di riacquisto del movimento delle gambe, continua Dell'Itala, con le conoscenze mediche attuali non è possibile. Il gelo scende su Morgano, ma anche su Trieste, Mestre, Portogruaro, i luoghi e le città che sono più vicine a Manuel. Il gelo scende su tutto il mondo dello sport, il gelo scende sulla famiglia. Quel maledetto proiettile conficcato nella schiena, senza un motivo, in un luogo impensabile per un agguato. Nel posto sbagliato al momento sbagliato, questo è certo. Mio figlio non ha mai pensato di andare su un posto magari della Roma, non per no, è chiaro, la Roma bella e quindi un posto dove insomma si può passare anche una serata in pace, ecco. Questa è l'unica cosa che mi fa capire. E la sfacciataggine di sparare davanti a una pattuglia della polizia a 50 metri. Sono persone che non guardano in faccia niente a nessuno. Ecco. Al momento l'ipotesi rimane quella dello scambio di persona. Si indaga negli ambienti della criminalità che gravita ad Acilia, anche tra le case popolari del quartiere nel quadrante sud di Roma, per risalire ai due uomini. A complicare il lavoro un clima di omertà diffuso. Chi ha premuto il grilletto potrebbe aver confuso Manuel con qualcuno che poco prima aveva preso parte a una violenta rissa nel pub, nell'altro lato della piazza. Alcuni dipendenti hanno raccontato che qualche protagonista della zuffa era già stato in quel locale in passato e aveva avuto un'altra lite. Tra loro potrebbe esserci anche qualche ex pugile. Tra le tante persone sentite e risentite in queste ore, intanto, anche la fidanzatina di Manuel Bortuzzo, Martina. Lei ha rischiato di prendersi anche lei la pallottola, perché 3 colpi sono partiti. Nel frattempo il bollettino medico non è finito. Non si può ancora sciogliere la prognosi, dice l'equipe che lo ha operato. I parametri cardiocircolatori sono stabili, è ancora sedato e sottoposto a ventilazione meccanica. Se il decorso continua senza complicanze, pensiamo nei prossimi giorni di tentare la riduzione della sedazione e un risveglio del ragazzo. Unica luce in uno scenario buio e fatto di rabbia. Vicenda allucinante, non siamo il Far West, ha commentato su Facebook il governatore Luca Zaia. Non devono passare questa legge e questi metodi. Chi ha sparato, togliendo a un giovane promettente la carriera sportiva a cui era avviato, dovrà pagare fino in fondo. Restano, infine, quelle parole, le parole di un papà che solo ieri, con forza enorme, guardava così al futuro. Quello che sarà affronteremo. Quota 100 causerà molti problemi ai comuni, a dirlo la presidente dell'ANCI Maria Rosa Pavanello, che lancia un appello.
Con quota 100 nei comuni si rischia un esodo anticipato e massiccio che creerà non pochi problemi. L'allarme arriva dalla presidente di ANCI Veneto, Pavanello, che esprime le sue preoccupazioni. Tutti siamo d'accordo di avere un ricambio generazionale, ma le procedure attuali per il reclutamento del personale dei comuni ci lasceranno certamente scoperti per più di un anno con queste procedure che ci sono oggi, e siccome se facciamo, partendo anche dal comune di Milano, un po' le potenziali persone che possono usufruire, ci sono 7 figure apicali, e 7 figure apicali che lasciano tutte insieme vuol dire che il comune non è in grado di portare avanti neanche le attività delle funzioni fondamentali. Sappiamo che oggi soprattutto i comuni qui del Veneto sono sotto organico. L'età media è di 56 anni, più si unisce questo provvedimento, non siamo proprio in grado di... Non è che possiamo prendere del personale a tempo determinato, lavoro interinale, no, non è possibile per tutta una serie di regole che si sovrappongono, e quindi non siamo in grado di erogare i servizi, quindi veramente spero che venga accolto l'appello dei comuni. Ciò che preoccupa maggiormente sono le tempistiche concorsuali. Si parla di almeno 8 mesi, ma nel frattempo... Qui non è semplice pensare che ci siano procedure semplificate, e quindi noi siamo molto preoccupati. Continua la campagna acquisti in Veneto di Giorgia Meloni, che convince il vicepresidente del Consiglio regionale Giorgetti a passare a Fratelli d'Italia, azzerando così il gruppo di Forza Italia. Credo che tra i più abbandonati dalle politiche del governo ci siano proprio i produttori, gli imprenditori, i professionisti, quelli che creano lavoro e che sanno che il lavoro non si crea semplicemente distribuendo assistenzialismo, ma mettendo chi può assumere in condizione di farlo, e stiamo crescendo molto proprio nella regione del Nord, perché c'è un interesse su una politica che continua a chiedere meno tasse, meno burocrazia e investimenti pubblici. Le politiche del governo hanno tradito il Nord e le imprese, secondo la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, in Consiglio regionale per annunciare il passaggio dell'ex capogruppo di Forza Italia Massimo Giorgetti tra le file del suo partito. I temi tradizionali della Lega, sostiene Meloni, in questo momento sono portati avanti da noi. Loro sono troppo impegnati nelle liti quotidiane coi 5 Stelle. Questa nazione ha bisogno di un governo che possa effettivamente occuparsi dei suoi interessi e non di stare a litigare con gente tendenzialmente di sinistra dalla mattina alla sera. Il centrodestra, sostiene Meloni, va ripensato. Per questo abbiamo lanciato l'appello per un grande movimento che possa crescere e riportare a casa tante persone che in questi anni si sono allontanate e vogliono portare al governo del Paese una realtà coesa con un programma condiviso. È possibile un governo senza il Movimento 5 Stelle, è possibile soprattutto se Fratelli d'Italia, che è oggi il movimento che nel centrodestra ha il più ampio margine di crescita, riesce ad avere la crescita sufficiente, perché la Lega va molto bene ma da sola non è sufficiente per governare. Col passaggio di Giorgetti viene azzerato il gruppo di Forza Italia, che all'indomani delle elezioni contava 3 consiglieri. Il primo ad abbandonare gli azzurri per il partito della Meloni era stato il padovano Massimiliano Barison, poi lo scorso dicembre l'addio dell'assessora Elena Donazzan, rimasta in giunta come indipendente. A rappresentare in regione il partito di Berlusconi resta solo Maurizio Conte, eletto però con la lista Tosi. Non avremo più evidentemente il nome di Forza Italia nel gruppo, nei prossimi giorni faremo tutte le carte, tutta la parte amministrativa necessaria, ma di fatto noi continuiamo a sostenere il Presidente Zaia. Se poi qualcuno di quelli che l'ha in qualche modo combattuto vorrà prendere la bandiera di Forza Italia, non è un problema nostro. L'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan fa appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella perché valuti lo scioglimento dell'ANPI per avere negato l'esistenza delle foibe e per difendere la memoria di Norma Cossetto, trucidata dalle truppe titine. Donazzan critica le recenti dichiarazioni dei direttivi padovani e veneziani dell'ANPI contro la ricostruzione storica della pellicola Red Land Rosso Istria. Chi nega le foibe, il dramma degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia e la pulizia etnica di cui furono vittime non può avere cittadinanza, dice l'assessore Donazzan. Se l'ANPI pensa di cavarsela con un comunicato stampa non ha capito la gravità della cosa. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, restate con noi, tra poco continuiamo con la cronaca e l'assalto alle poste di Zianigo di Mirano.
Eccoci nuovamente in diretta con il telegiornale di Venezia, ancora cronaca, salto nella notte al postamat dell'ufficio postale di Zianigo di Mirano, ma i sistemi di difesa hanno retto ed i banditi sono fuggiti a mani vuote. Una deflagrazione violenta e poi un principio di incendio. Paura nella notte in via Scortegara a Zianigo di Mirano, dove ignoti, dopo aver piazzato una carica di esplosivo, hanno fatto saltare lo sportello per il prelievo di denaro dell'ufficio postale. Il botto ha svegliato i residenti, che hanno dato l'allarme attorno alle 2:30 ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Il sistema di sicurezza interna ha fatto fallire il colpo perché il denaro contenuto nella cassaforte si è macchiato e ai banditi non è rimasto che darsi alla fuga a mani vuote. Domate le fiamme è iniziata la conta dei danni, limitati fortunatamente agli uffici e non alla struttura dell'immobile che ospita diversi appartamenti. I carabinieri hanno avviato le indagini con i pochi elementi raccolti. Le immagini delle telecamere di sorveglianza infatti hanno ripreso i banditi che hanno agito a volto coperto nei frangenti immediatamente precedenti all'esplosione. Poi il fumo denso ha oscurato la scena e agevolato i malviventi che si sono dileguati a bordo di un'auto di cui si sono perse le tracce. 2 tentativi di furto con strappo ieri tra il tardo pomeriggio e la serata a Mestre. Ne sono state vittime 2 donne, la prima scippata della borsetta in via Garibaldi da 2 adolescenti che successivamente, forse intimoriti dalle urla, hanno abbandonato il maltolto durante la fuga verso via Baracca. L'altro in via Bissuola poco dopo le 20. Una donna è stata avvicinata alla fermata del bus da uno sconosciuto che ha tentato di strapparle la borsetta. La malcapitata si è opposta con tutta la forza che aveva fino a cadere a terra. Il ladro si è allontanato in direzione di via Prati. In entrambi i casi le ricerche e le indagini sono condotte dalla polizia. Stupore e curiosità oggi tra i viaggiatori in transito all'aeroporto Marco Polo di Venezia, scenografia naturale della celebrazione del Capodanno cinese. Vediamo. 就是恭喜恭喜。 Sono iniziati così, fra lo stupore dei passeggeri all'aeroporto di Venezia e i festeggiamenti del Capodanno cinese. Un'iniziativa unica nel suo genere, un'occasione importante per la conoscenza della cultura tradizionale cinese e di alcune attività culturali che il popolo cinese ama e organizza per la sua principale festività. Il Capodanno cinese rappresenta un altro step nella certificazione Welcome Chinese che abbiamo ottenuto nel 2017 e appunto in un'ottica di customer experience verso i nostri passeggeri. Al gruppo Save si lavora duramente anche per portare un collegamento diretto tra l'aeroporto di Venezia e la Cina, che il Marco Polo auspica di poter annunciare in un prossimo futuro. 150.000 i passeggeri cinesi in transito allo scalo veneziano, 750.000 quelli che arrivano ogni anno in Veneto. A questa parte d'utenza Save offre servizi dedicati che vanno dalla segnaletica in lingua cinese a forme di pagamento elettronico utilizzate dal pubblico cinese alla versione in cinese di parte del sito internet. The Chinese New Year is a long history of friendly exchanges between Italy and China. 恭喜你发财，恭喜你精彩。 Ai festeggiamenti erano presenti, oltre all'amministratore di Save Monica Scarpa, anche il viceconsole generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano Zhang Hong, il direttore dell'Istituto Confucio di Padova Giorgio Pici e il direttore dell'Istituto Confucio dell'Università Ca' Foscari di Venezia Attilio Andreini. La ricorrenza ha proposto la danza del leone, canti, arti marziali, concerti con strumenti tradizionali. Ai presenti sono stati consegnati omaggi portafortuna offerti con quella gentilezza che è fiore all'occhiello della millenaria cultura cinese. E subito dopo i TG torna come sempre 20:10, questa sera ospite in studio il sindaco di Treviso Mario Conte. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, come sempre uno sguardo in chiusura alle previsioni del tempo per la giornata di domani.
Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Tempo sempre stabile sul Triveneto. Nel dettaglio, sul Veneto cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime comprese tra -1 e 0 gradi, massime tra i 9 e gli 11 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori ed il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi ovunque. Temperature minime previste tra -1 e 0 gradi, massime comprese tra 9 e 11 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Il cielo si presenterà sereno e limpido su tutti i settori. Locali foschie saranno possibili sul settore settentrionale. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra -5 e 1 grado, massime comprese tra 8 e 11 gradi.